Allora, torniamo in montagna non solo con il corpo ma anche con la mente e cambiamo scala, numeri, scenari, orizzonti. Perché quello che abbiamo sentito fino adesso qui non esiste. Cioè io no, proprio non esiste, sto esagerando perché voglio provocare, ma io vorrei interpellare gli amonesi che ci sono presenti in sala, interpellare gli amonesi che sono presenti in sala e chiedere loro che cosa pensano della mattinata. Sono sicura che sono tutti affascinati dai temi trattati, ma quello che ti dicono è questo è il TG Veneto, quello che vediamo in TV tutti i giorni, che parla del Veneto, TG3 che parla del Veneto, non parla mai di noi, e parla di tutte queste cose qua, che ci riguardano per via etere, proprio televisione. Scusi, hanno appena fatto l'altro ieri in regione la legge per la... tanto che sia chiaro, quei soldi anche nostri. Sì. No? Mi spieghi qualcosa? Assolutamente, certo, ma guardi, allora, sempre per il principio che è evocato da Alberto Babban, del battito delle ali della farfalla che riproduce i suoi effetti attraverso il mondo. Non è che noi possiamo pensare di rimanere immuni o estranei a dinamiche di questo tipo. Però allora chiediamo uno sforzo anche reciproco di capire come viviamo noi qui. A questo punto sì, sapete perché? E io qua lo lancio questo appello. Perché si sta, dal mio punto di vista, approfondendo, scavando un allontanamento tra la montagna veneta, tra il bellunese, ma io per la questione dei fondi di confine, che tra l'altro ritengo un effetto del referendum di Lamont, parlo molto anche con i colleghi sindaci di confine delle province di Vicenza e di Verona, si sta consumando un pericoloso allontanamento tra la montagna veneta e il resto del Veneto. Allora, di questa cosa qua possiamo prendere atto, possiamo reagire, prendere delle decisioni conseguenti o ignorare, possiamo fare quel che vogliamo, però dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo prenderne atto. Ricostruiamo un po' il percorso di Lamont. Allora, nel 2004 un gruppo di lamonesi assolutamente normali, che poi sono stati eletti nel 2007 in amministrazione comunale, in giunta, e riconfermati nel 2012, siamo anche presenti in sala, si ritrova a pensare un attimo alle nostre condizioni e al nostro declino crescente e progressivo in tutti i campi, demografico, economico, sociale, culturale. Avevamo la percezione di essere un gruppo sociale, per evocare l'antropologia, un gruppo sociale che non si riproduce più. È un fenomeno chiarissimo. Un gruppo sociale che non si riproduce e non nascono più bambini, non ha il senso della prospettiva o della speranza da ritenere che in quel contesto ci si possa riprodurre e costruire progetti di vita. Allora, con la filosofia che le mani pulite in tasca non servono a niente, le abbiamo tirate fuori, perché siamo persone normali, assolutamente in buona fede e dotate di una certa voglia di impegnarci anche. Abbiamo cominciato molto artigianalmente a incontrarci nelle sere, era d'inverno, a parlare di questa cosa. E abbiamo detto adesso facciamo qualcosa che sia però blindato, nel senso che nessuno ce lo smonti. E facciamo appello alla Costituzione. La sfogliamo, idealmente, la sfogliamo e troviamo il 132 secondo comma che prevede questa possibilità. Ci siamo detti, è la Costituzione, nessuno ce la smonterà, è la legge fondamentale, e scegliamo questa strada, la attiviamo. Nel 2005 c'è il passaggio in Consiglio Comunale, c'è la definizione della data da parte del Presidente della Repubblica e a fine ottobre del 2005 abbiamo il voto, gli lamonesi votano sì per il passaggio al Trentino per il 93% e un 7% di no. E allora, le premesse che ci avevano condotto a questo passo.
noi condividiamo gran parte dei nostri confini con il Trentino. Là c'è il Primiero, lì c'è il Vanoi, lì c'è il Tesino. Siamo praticamente un enclave in territorio trentino. E questa è la geografia che ne resta nei secoli fedele. Su questa non si cambia, possiamo inventare quel che vogliamo, la geografia resta quella. E siamo un confine particolare perché non è un confine da Crode, vedete, il Feltre anche è comune confinante col Trentino, il Cesio Maggiore anche, sono altri comuni bellunesi, però confinano con le vette feltrine, sono 300 metri di confine, non ci sono comunità che parlano e che vivono la quotidianità e scambiano la quotidianità. Noi invece le nostre imprese lavorano in Primiero, in Tesino, in Valsugana, i nostri studenti vanno a scuola a Feltre o in Primiero, quindi si servono di servizi scolastici organizzati e forniti dalla provincia autonoma di Trento. Le imprese lamonesi si confrontano e competono con imprese trentine che hanno una idea, mettiamola così, diversa dalla nostra di rapporto tra impresa e territorio e enti pubblici. Negli ultimi decenni in cui il Trentino è impegnato in questo processo, perché l'autonomia, l'autogoverno non è una data specifica, cioè, non ci sarà neanche nella storia di Trento, neanche di Bolzano, non ci sarà una data in cui loro storicamente definiranno di essere diventati autonomi. Loro dallo statuto, dalla dopoguerra in poi hanno cominciato un processo che si è sviluppato nei decenni, perché loro ogni anno portano a casa una competenza e la relativa copertura finanziaria. Non è che è successo nel 1980 e fischia che questa cosa è legge di stabilità. Quindi di questo bisogna essere consapevoli, stiamo parlando di processi, non di date specifiche. E in questi decenni in cui Trento e Bolzano galoppano, e qui si stava fermi, saliva, si ergeva questa barriera trasparente ai nostri confini, in cui qua c'era un ritmo, qua si viaggiava in prima e in seconda, con le ridotte, sono le marce per salire le strade di montagna, le piste forestali, e lì si andava in quarta e quinta, una barriera invisibile ma molto consistente. Tra l'altro questo, per un altro verso ancora, non è un confine normale, perché Steinrock probabilmente lo definirebbe una cleavage, è una frattura, perché qui è un confine tra il mondo latino e il mondo germanico, di cultura tedesca, che ha un'idea di territorio e di organizzazione amministrativa del territorio completamente diversa da quella latina. Tra l'altro noi di là, non solo un mondo germanico ma anche austro-ungarico, impero multinazionale in cui i territori avevano un valore e un protagonismo nella definizione del proprio contesto socio-economico molto molto spinto. I Vigili del Fuoco, Maria Teresa che fonda il sistema scolastico pubblico, quindi la diffusione delle piccole scuole in tutti i borghi, i Vigili del Fuoco volontari, quindi tutto il pericolo degli incendi delle case in legno veniva governato da queste associazioni di volontari, sono tradizioni secolari, ma sono tutte forme di governo del territorio, perché qui comanda la natura. Nei nostri contesti montani noi le governiamo, cerchiamo ma ci comanda lei e la subiamo, fa quello che vuole, noi possiamo fare la pista forestale, possiamo fare il diserbo, possiamo fare l'esbosco, ma la natura, abbiamo parlato di problemi di dinamiche urbanistiche, di organizzazione degli spazi urbani, qui noi dobbiamo dominare la natura, che ha tutta altra forza. E quindi qui c'è anche questo tipo di natura, di identità del confine. Stiamo parlando siamo sul confine tra mondo latino e mondo tedesco, che ha un'altra particolarità sul contesto montano. Il versante nord e il versante sud delle Alpi, noi qui siamo tra l'altro a confine anche tra la zona prealpina e alpina, il versante nord e il versante sud non sono uguali delle Alpi, c'è questa catena, però sotto è organizzata in un modo, si presenta anche in un modo, sopra si presenta in un altro. Al di là appunto nel versante settentrionale nord, dove c'è
questa relativamente inferiore rispetto al sud, cultura dell'urbanesimo e del centro urbano e quindi i centri urbani o comunque di insediamento attirano persone e risorse. Di là no, questa cosa qua l'hanno sempre avversata e spingono molto perché ci sia la cultura della ruralità e la diffusione degli insediamenti umani sparsi nel territorio, perché sanno che quella è una forma per dominare la natura. Di là ci sono quindi tutta una costellazione di centri decisionali che sono i Länder in Austria, in Baviera, i cantoni in Svizzera. Il territorio è tutto suddiviso in particelle, in cellule di autogoverno territoriale. In Svizzera è molto probabile che tu, parlando con un qualsiasi cittadino svizzero, ti dica chi è il governatore del cantone, che il cantone fa come la nostra, ce ne sono di regioni è più grande, per dire, ce ne sono anche molto più piccoli di una provincia nostra. Ti dicono chi è il governatore del cantone, ma magari non ti sanno dire chi c'è a Berna che governa in quel momento. Quindi c'è la predominanza del locale non a discapito del global, assolutamente non a discapito del global, è tutto global, è tutta combinazione tra locale e globale. Loro hanno trovato una formula vincente su questo. Ecco, perché questo è un contesto che non può prescindere da un protagonismo dei cittadini, di chi ci vive, nella definizione del contesto in cui si vive. Noi non possiamo prescindere da questo, è forse per questo che la spinta adesso sta conoscendo questo sviluppo accelerato degli ultimi anni nel bellunese, ma è perché si è capiti che adesso questo è l'imprescindibile, irrinunciabile, così, o noi non è che stiamo giocandoci lo sviluppo locale dei posti di lavoro, della competitività delle imprese, noi ci stiamo giocando la sopravvivenza come comunità. Non è che stiamo parlando di sviluppo, di guadagnare di più, di profitto, stiamo parlando di sopravvivenza di comunità umane in un contesto. Non so quanto, sempre per il principio del battito delle ali della farfalla, questa cosa convenga che tutti noi la ignoriamo. Non credo che convenga a nessuno. Non credo che convenga a nessuno. E qui i numeri non possono valere. Noi non è che possiamo pensare, in virtù di queste cose che ho appena detto, delle premesse, non possiamo essere soggetti a una legislazione scolastica che ci condiziona il mantenimento di un plesso scolastico se nascono bambini, se superiamo i 400 all'anno, 400 bambini per un istituto comprensivo in montagna è una roba abnorme. Chi l'ha scritta non sa niente di montagna. 400 è un numero che non ha nessun senso proprio. Ma io non posso rifarmi neanche io mi rifiuto anche che mi chiedano le proiezioni, perché io le proiezioni non gliele do, perché il cambiare senso alle proiezioni della mia comunità è il mio obiettivo finale, che sarà l'ultimo dato parametro che cambierà dopo che noi ci avremo dato tutto il nostro sangue a cambiare quello che viene prima, perché quello che viene prima farà sì che la gente faccia figli. Ma io non è che posso pensare di non offrire il plesso scolastico alla mia gente quando un bambino di 6 anni con caffè latte nello stomaco deve farsi un'ora di pulmino per andare in prima elementare. Ha senso questa roba qua? Quindi bisogna rassegnarsi che per la sopravvivenza di queste comunità bisogna destinare fondi che non deve essere assistenzialismo, ma che vada a ridurre il diverso punto di partenza che abbiamo noi, perché noi abbiamo uno svantaggio competitivo, sì, abbiamo in termini di costi, di realizzazione delle infrastrutture, perché costruire una strada in montagna ha tutt'altri costi rispetto a una strada in pianura, perché abbiamo costi di riscaldamento diversi, di trasporti diversi, abbiamo tutta una costellazione dei costi che in pianura non esistono. Ma se noi siamo comunità, e io non credo che noi possiamo, ed è uno dei motivi per cui oggi noi ospitiamo volentieri questa cosa qui, perché anche ai lamonesi a me interessa trasmettere il messaggio di apertura, nel senso che
non possiamo sempre solo pensare al nostro ombelico e non rivolgersi agli altri ignorando i problemi, però in una condizione di reciprocità e di interscambio anche culturale e di travaso, di permeabilità dei messaggi che ci lanciamo. Perché è una questione di crescita. Poi parlerò un attimo del rapporto tra aree alte e pianura, perché c'è da fare appunto anche un appello alla pianura, se è interessata a questo scambio reciproco con noi. Non possiamo appunto rifarci né ai numeri né alle proiezioni, dobbiamo pensare che qui i servizi non possono andare sotto una certa soglia, perché sotto soglia siamo appunto sotto scala per la sopravvivenza. Qui non ci può essere quantità, non ci può essere grandi quantità prodotte, qui c'è la qualità, ci sono i prodotti di nicchia, l'agricoltura offre prodotti di nicchia di montagna che sono di qualità superiore, ma saranno sempre pochi, perché la terra è poca, perché i lavoratori sono pochi, perché qui costa di più, perché è più fatica a produrli, quindi siamo fuori dai principi di competitività classici come quelli che abbiamo sentito stamattina. Questo vale per il discorso della produzione e quindi dello sviluppo, e l'altro grande settore è quello dei servizi. Noi non possiamo andare sotto una certa soglia spending review, dobbiamo risparmiare, lo Stato costa troppo, è poco snello, ci sta veramente tirando in basso invece di farci decollare perché costa troppo. Qui noi non possiamo andare sotto una certa soglia di spesa pubblica per i servizi, se no ce lo diciamo, la montagna si spopola, venite tutti giù e siamo a posto. Allora, questa roba qua la concordiamo. Va concordata, ma ce lo diciamo francamente a questo punto. Va bene. La montagna, ultimo punto, la montagna non è mai fatta solo di terre alte, è sempre fatta da un anfiteatro che si affaccia sul fondovalle. Un fondovalle in cui ci sono degli insediamenti urbani, industriali e produttivi. Gli insediamenti urbani di fondovalle, di riferimento delle montagne, non sono città metropolitane. Devono avere la consapevolezza che sono città alpine. Le città alpine hanno uno sviluppo e un'idea di sé diversa dalle città metropolitane, perché le città alpine devono essere consapevoli di essere a servizio di un territorio montano. Quindi tutto il circuito, e questo succede, è molto come dire, ben percepito e ben avvertito in Alto Adige. Tutte le valli, la Valle dell'Adige, la Marsiglia, la Val Badia, tutti gli insediamenti di fondovalle dell'Alto Adige sanno bene di essere a servizio di su, di chi sta su e chi viene giù a comprare, chi viene giù a curarsi, chi viene giù a scuola, che però mantiene il territorio su, non viene giù la frana, non vengono giù le bombe d'acqua. I turisti vanno su e trovano l'emozione, perché in montagna i turisti, voi me lo confermate, vengono perché cercano emozioni, dove sta l'aria buona, il paesaggio gradevole, curato, ma il paesaggio la montagna di sé per sé non è un giardino, senza la gente che fatica, ma fatica sul serio per farlo diventare quella che sembra e quella che appare, a parte le Dolomiti rosa, quelle restano lì e tra l'altro. Ma la montagna, quella verde sfalciata, gli steccati, gli animali, quella è tutta fatica dell'agricoltore che lavora in salita. È per quello che l'Alto Adige, prima di avere il turismo che ha puntato sempre tutto sull'agricoltura, perché agricoltura e turismo gli vanno di pari passi. Se non c'è l'agricoltura che mette a disposizione dell'imprenditore turistico un paesaggio curato, le due cose saltano, perché noi qui non abbiamo la politica, per esempio, del mantenimento, non abbiamo soldi, non abbiamo operatori forestali, non abbiamo la possibilità di fare manutenzione territoriale e ambientale, e quindi abbiamo le Dolomiti, ma non siamo in grado di offrire ai turisti un paesaggio come quello di là del confine che sia curato. La montagna, ripeto, non è giardino, è l'uomo che fa della montagna il giardino. E appunto il rapporto tra le terre alte che gravitano sulla pianura, un fondovalle, che per esempio per il bellunese è la Val Belluna, che ha le città fertili al Belluno che traballano sulla loro consapevolezza di essere città alpine, traballano. I piani urbanistici di Feltre e Belluno non sono la città alpina,
oppure non lo sono stati, adesso si sta cambiando, perché nel momento in cui tu dai libero spazio a costruzioni di zone residenziali e chiami giù la gente, gli appartamenti che costano molto meno che qui, abbatti i costi di trasferimento di tutti i giorni, di mamma e papà che vanno a lavorare, degli studenti con il trasporto scolastico, tutti giù. E a Feltre Belluno ci sono delle vie che tu potresti chiamare via Lomont, via Sovramont, perché sono tutti lì. E noi passiamo da 7.000 negli anni 60, 7.000 abitanti a sotto i 3.000. Quindi la città alpina e il fondovalle, la Silvia Conte prima richiamava la vicenda della CC di Mel, che è uno stabilimento di Mel, che è un comune della Val Belluna, che è stato, era l'ex Lanussi, uno stabilimento di grande tradizione, che è stato rilevato dai cinesi. Lunedì abbiamo firmato a Roma al Mise questo passaggio ai cinesi, che hanno rilevato 400 lavoratori su 600, però con la prospettiva di un centro di ricerca e di sviluppo, vediamo come andrà. Sulla CC di Mel io mi sono impegnata in prima persona, perché lì ci lavorano più di 30 lavoratori lamoresi. Quindi il sindaco di Lamont si impegna su quella cosa lì. Perché? Perché il Lamont fa riferimento alla Val Belluna, sempre in una questione di interscambio, no? Però la pianura deve essere consapevole, anche la pianura veneta, che ha, perché abbiamo anche una mappa, noi e voi abbiamo una mappa mentale di riferimento diversa. Noi siamo qua su, che vi guardiamo giù, voi siete sotto che ci guardate su, ma noi vediamo giù la pianura e poi tutta l'Italia, ma noi ci giriamo, vediamo le Alpi e il nord. Abbiamo delle mappe mentali proprio di riferimento che condizionano l'autopercezione che si ha. La pianura veneta deve avere la consapevolezza di avere questo anfiteatro che guarda giù, non può essere troppo idrovora, non può drenare troppe risorse umane e ambientali dalla montagna. Al di là di una certa soglia, lo scambio va benissimo, ma non si può superare una certa soglia o comunque senza avere la consapevolezza di questa dinamica. Se noi dobbiamo parlarci, stare insieme e lavorare per crescere tutti insieme, dobbiamo partire da questi punti qui. Buon pranzo!